Pace e bene, dal santuario di San Leopoldo a Padova trasmettiamo ora la Santa Messa e affidiamo all'intercessione di San Leopoldo tutte le vostre intenzioni. Iniziamo con il canto La Creazione Giubili, che troviamo il numero 4. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Oggi celebriamo la solennità di San Giuseppe, sposo di Maria, e per la paternità svolta nei confronti di Gesù e la sua missione di custodia, patrono dei papà. Auguri a tutti i papà, naturalmente, e patrono anche della Chiesa universale. Allora ci affidiamo la nostra preghiera all'intercessione di questo grande santo silenzioso, ma santo, che ha donato la sua vita totalmente per il Signore Gesù, possa davvero aiutare noi a scoprire il progetto del Signore Gesù sulla nostra vita e a farlo nostro con fedeltà, con costanza, con laboriosità, come Giuseppe ha fatto. Ci disponiamo a questo incontro chiedendo perdono dei nostri peccati. Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie eleison. Cristo, verità che illumina i popoli, Christe eleison. Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria. E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo.
Dio Onnipotente, che hai voluto affidare gli inizi della nostra redenzione alla custodia premurosa di San Giuseppe, per sua intercessione concedi alla tua Chiesa di cooperare fedelmente al compimento dell'opera di salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal secondo libro di Samuele. In quei giorni fu rivolta a Natan questa parola del Signore: Va e di al mio servo Davide, così dice il Signore: quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue viscere, e renderò stabile il suo regno. Egli edificherà una casa al mio nome e io renderò stabile il trono del suo regno per sempre. Io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a te. Il tuo trono sarà reso stabile per sempre. Parola di Dio. In eterno durerà la sua discendenza. In eterno durerà la sua discendenza. Canterò in eterno l'amore del Signore di generazione in generazione. Farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, perché ho detto: è un amore edificato per sempre. Nel cielo rendi stabile la tua fedeltà. In eterno durerà la sua. Ho stretto un'alleanza con il mio eletto, ho giurato a Davide mio servo, stabilirò per sempre la tua discendenza, di generazione in generazione edificherò il tuo trono. Egli mi invocherà, tu sei mio Padre, mio Dio e roccia della mia salvezza. Gli conserverò sempre il mio amore, la mia alleanza gli sarà fedele. Eterno la sua discendenza. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non in virtù della legge fu data ad Abramo o alla sua discendenza la promessa di diventare erede del mondo, ma in virtù della giustizia che viene dalla fede. Eredi dunque si diventa in virtù della fede, perché sia secondo la grazia e in tal modo la promessa si assicura per tutta la discendenza, non soltanto per quella che deriva dalla legge, ma anche per quella che deriva dalla fede di Abramo, il quale è padre di tutti noi, come sta scritto: Ti ho costituito padre di molti popoli, davanti al Dio nel quale credette, che dà vita ai morti e chiama all'esistenza le cose che non esistono. Egli credette saldo nella speranza contro ogni speranza e così divenne padre di molti popoli, come gli era stato detto: così sarà la tua discendenza. Ecco perché gli fu accreditato come giustizia. Parola di Dio.
Beato chi abita nella tua casa, Signore, senza fine canta le tue lodi. Lode a te, o Cristo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti, il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Celebriamo San Giuseppe, che vorrei chiamare l'uomo della parola. Ecco, sembra un attributo poco appropriato a questo santo, meglio riferibile ad altri santi, a dei evangelizzatori o predicatori come Sant'Antonio di Padova, per esempio. Ma non c'è solo la parola pronunciata, proclamata, c'è anche la parola accolta, ascoltata. Ecco, San Giuseppe è il santo, è l'uomo di questa parola. Non ha lasciato nessuna parola nei Vangeli, ma tutta la sua vita è stata centrata proprio sulla parola che ha ricevuto. Abbiamo sentito questo messaggio celeste che viene raggiunto: apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse qualcosa che andava naturalmente a cambiare la vita, una vita che aveva già un suo sogno, un suo progetto umanissimo di amore. E però, ecco, Giuseppe, quando si destò dal sonno, fece come aveva ordinato l'angelo del Signore. Giuseppe ha ascoltato, ha obbedito. Ecco, la parola obbedienza credo sia centrale nella vita di questo grande santo. Obbedienza, la parola latina obbedienza deriva, è composto di due altre parole, ob e audire, un prefisso e un verbo. Il verbo è ascoltare, ma quel ob davanti dice anche un ascoltare di attenzione, l'ascolto di fronte a qualcuno, quindi è prestare ascolto e quindi obbedire, eseguire un comando. E così ha fatto Giuseppe, ha accolto questa parola, ha ascoltato e ha fatto secondo quello che la parola comunicava. Bello pensare il parallelo, ecco, che Giuseppe accoglie, obbedisce, fa secondo la parola. Maria dice in fondo lo stesso: si faccia secondo la tua parola. È quella parola che è stata consegnata a lui e la sua missione, quella di essere lo sposo di Maria, di imporre il nome a Gesù e quindi
di riconoscerlo, di avere la responsabilità di padre verso di lui, di legare la sua vita intimamente a queste due creature, a Maria e a Gesù. Domando subito a me, a voi, noi abbiamo questa disponibilità, questa capacità di ascoltare Dio? Noi che ci lamentiamo magari perché il Signore non ascolta noi, perché il Signore non accoglie e non esaudisce le nostre parole, le nostre preghiere. Ecco, Dio parla continuamente al nostro cuore, alla nostra mente, parla attraverso questo ambone, attraverso la parola che abbiamo anche noi nella nostra casa, la scrittura, ma parla anche attraverso gli avvenimenti che segnano la nostra vita o di cui siamo testimoni, ecco, nel nostro tempo. Parla attraverso anche la bellezza della natura che si sta risvegliando e che è un suo segno, un segno della sua grandezza, della sua bellezza, della sua attenzione. Ecco, noi, insisto, rifiutiamo spesso di vedere, di ascoltare, di avere questa attenzione a Dio che parla. E allora è come se Dio non ci fosse per noi. Guardiamo a Giuseppe allora oggi. Ecco, i doni di Dio per fiorire e portare frutto richiedono questa disponibilità di ascolto, e il cuore di Giuseppe è proprio quel terreno buono sul quale cade il seme della parola di Dio, e per questo riesce a fare grandi cose. Non sempre è facile. Giuseppe ha dovuto anche prendersi molte responsabilità, molti rischi, ha dovuto decidere di muoversi, di cambiare casa, proprio per il dovere di custodia, di difesa di sé, della sua famiglia, di Gesù in particolare. Ascoltare per noi non è facile perché abbiamo bisogno di silenzio intorno, di fare silenzio, in un tempo in cui siamo spesso assediati da tante chiacchiere, da tanti suoni, da tanti rumori, e che ci impediscono di metterci in sintonia con la parola di Dio. Allora preghiamo San Giuseppe, interceda per noi e ci ottenga tre cose. Ci ottenga da Dio la capacità di ascoltare, il dono di saper riconoscere la volontà di Dio, di distinguerla da altre voci, e il coraggio di farla nostra, di viverla fino in fondo. Ci alziamo e rinnoviamo anche la nostra professione di fede cristiana. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo e siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio ha adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti.
Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Signore, riceva il nostro pane, questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Donaci, o Padre, di servire al tuo altare con la stessa purezza di cuore che animò San Giuseppe nella fedele dedizione al tuo Figlio unigenito nato dalla Vergine Maria, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella solennità di San Giuseppe. Egli, uomo giusto, da te fu prescelto come sposo di Maria, Vergine e Madre di Dio, servo saggio e fedele. Fu posto a capo della Santa Famiglia per custodire come padre il tuo unico Figlio, concepito per opera dello Spirito Santo, Gesù Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la tua gloria, le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore. A te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini, uniti in eterna esultanza. A loro canto concedi, Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, Santo, Santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Mario, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Leopoldo e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio Che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono io di partecipare alla promessa, ma di soltanto una parola e io sono salvo.
Comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e desidero essere in comunione con te. Non potendo ora riceverti sacramentalmente, ti prego, vieni spiritualmente nel mio cuore. Santifica la mia anima, custodisci il mio corpo e fa che, nutrito di te spiritualmente, possa compiere con amore la tua volontà e che niente possa mai separarmi dal tuo amore. Amen. Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dateli gloria. Preghiamo. Proteggi sempre la tua famiglia, Signore, che hai nutrito a questo altare nella gioiosa memoria di San Giuseppe, e custodisci in noi i doni del tuo amore, per Cristo nostro Signore. O Dio, tu manifesti la tua onnipotenza soprattutto nella misericordia e nel perdono, e hai voluto che San Leopoldo ne fosse tuo fedele testimone. Per i suoi meriti concedi a noi di celebrare nel sacramento della riconciliazione la grandezza del tuo amore. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Buona giornata. Salve Regina. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, e spes nostra salve.